Grazie per la linea, un saluto a tutti voi in studio e non solo, anche tutti voi a casa. Qui accanto a me ovviamente l'assessore alle politiche giovanili con delega ai giovani in politica e alla tutela delle grondaie e patrimonio artistico dell'UNESCO. Senz'altro. L'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico ormai. Molto buio, fermo chiaro. Chiaro. Ciao a tutte le persone che mi votano da casa e qui che non mi votano invece noi saluto vergogneve, cambiate. Cominciamo bene, assessore. Senz'altro. Allora, io so che questo per lei è un periodo anche abbastanza difficile, no? È un po' incasinato, se mi passa il termine, per cui... Beh, cerchiamo di tenere un linguaggio un po' più consono, per cortesia. No, certo. Incasinato, dai, non siamo mica... Dai. Abbiamo uno smerdaio di iniziative che dobbiamo gestire, tanti lavori in comune che non sappiamo altro come... Abbiamo qui che passa i tubi del metano sottoterra, abbiamo qui che tira i cavi della DSL nuova, abbiamo da rifare cose della luce. Un disastro. Te vedi il comune pare il Meggiardinco passa a topinare. Topinare? Topinare. Cosa sono le topinare? Talpe. Le talpe. In dialetto, topinare in italiano. Credo che talpe sia già italiano. Talpe è italiano? Sì, direi di sì. Ma te sai tutto, guarda, delle volte mi sconvolgi che sai tutto. Talpe in italiano. Delle volte lei mi sconvolge perché non sa quasi nulla. Per cui torniamo, quindi state facendo un sacco di lavori, immagino. Un sacco di lavori e il problema grosso è che abbiamo asfaltato un mese fa e adesso stanno derfando di nuovo tutto il... Cioè, avete asfaltato un mese fa e dovevate iniziare con tutti questi lavori? Se trovo chi che ha fatto la programmazione dei lavori in comune, guardi, dobbiamo rivedere i sistemi di pianificazione dei lavori, perché si danno queste autorizzazioni e dopo vengono fatti i lavori ed fatti subito. Scusi se mi permetto, ma di solito chi è che firma? L'assessore. E l'assessore non è lei? Senz'altro. E allora, scusi, ma... Io non capisco niente di queste robe qua. Ma lei ci crede che continuano a arrivarmi carte in comune? C'è una complessità incredibile. Continuano a arrivarmi carte e io non so neanche a quello che firmo. Ci crede? Ci credo e come, assessore. Ci credo e come. Però torniamo a questo problema. Vabbè, insomma, dovrete rifare un po' tutto, immagino, ma mi auguro che alla fine verrà un bel lavoro. Verrà un bel lavoro anche perché abbiamo un altro grosso progetto in campo. È l'installazione finalmente delle antenne per il 5G. Possiamo dirlo? Sì, certo. Allora, perché qua lei sa che un po' c'è tutta una discussione in atto, pare che le antenne 5G, o almeno pare, insomma, non si è ancora stabilito se facciano bene alla salute o meno, insomma. Tema ostrico, senz'altro. Ostico, credo, non ostrico. E quindi c'è un po', magari può essere un problema per le amministrazioni gestire questo... Bravo, questo è il punto. E ora attento a strategia. Noi altri fra 6 mesi ne scade il mandato. È il tempo che femo il contratto con la compagnia di 5G, un bel contratto vincolato che l'anno prossimo tocca fare i lavori, no? E ora nel frattempo noi altri scadiamo e andare su quelli dell'opposizione che si troverà costretti a mettere su le antenne del 5G contro il parere di tutti i cittadini, no? Che hanno paura che faccia male per la salute, ma a quel punto là non sarà altro colpa nostra, sarà colpa del maledetto del nuovo sindaco che ha permesso l'installazione delle antenne 5G. E ora cosa succederà? Cadrà senz'altro quella giunta e torneremo noi al governo del comune e tutti saranno felici. Guardi, io sono allibito. Vede, dottor Allibito. Non sono allibito, mi chiamo Gaetano. Vedi, Gaetano Allibito. Questa è la nostra strategia. Scusami, sai cosa succederà dopo? No. Bellissimo, no? Dopo, ora, questi si su con le antenne, casca il governo, i neri candida noi altri e tutti saranno contenti e si farà una grande festa per festeggiare il nostro ritorno al governo contro quell'opposizione drammatica che ha messo su le antenne e si festeggerà con una diretta streaming che potrà essere visibile in tutto il mondo grazie alle nuove tecnologie dell'antenna 5G che abbiamo permesso di installare nel nostro comune per traghettare nel futuro il nostro territorio. Lasciamo stare, va bene, per me questa volta è tutto, grazie assessore, un saluto a tutti voi a casa. Grazie. Anche perché pare che favorisca l'aumento demografico ste 5G. L'aumento delle nascite. Non lo sapevo. Perché la gente fa più presto a fare l'amore. È tutto più veloce. Con il 5G. Scusi, con il 5G è più veloce perché? Un secondo e mezzo ti fai l'amore con tua moglie. Ma come funziona, scusi? Basta cattare il punto 5G.